mondo dell'informazione sta vivendo una fase di rivoluzione, di cambiamenti epocali, con molte difficoltà. Le aziende editoriali fanno sempre più fatica a chiudere i bilanci e di conseguenza a fare buona informazione. E credo che invece la sfida di questi anni, dei prossimi anni, sia proprio questa, quella di innalzare il livello, di occuparsi sempre meno di pettegolezzi e più di inchieste, di approfondimenti. Questo è un po' il messaggio che ho cercato di lanciare oggi e che anche il Presidente del Consiglio regionale in qualche modo ha cercato di dare. Ci aspettiamo molto anche dalla legge regionale che in questa legislatura è stata discussa e che speriamo venga approvata il prossimo anno, una legge che dovrebbe dare aiuto proprio alle aziende editoriali che fanno una buona informazione per cercare di aiutarle ad uscire da questa crisi e appunto a programmare dei notiziari e degli spazi informativi sempre di maggiore approfondimento e di maggiore qualità. Credo che l'informazione non possa inseguire i siti che fanno pettegolezzo, lasciamo che siano gli altri a farlo e che l'informazione ritorni a fare approfondimenti, a fare inchieste, a fare cose utili alla gente che possa avere delle informazioni, delle chiavi di lettura di una realtà peraltro sempre più complessa, sempre più difficile da interpretare.